Botte sferrate con lo sguardo si perdono nel dolore silenzioso di un'anima tumefatta, che allo specchio scorge un sentimento deturpato dallo svilimento, un amore malato, fatto di gesti innaturali e crudeli in cui perfino le parole cedono al fascino perverso del mi appartieni e trascurano il riverente ti amo. Volti di donna sfigurati, segnati nel profondo, i cui anfratti si tingono di rosso e odorano di sangue in meno di niente. Il filo sottile tra la vita e la morte si spezza e le donne smettono di parlare per sempre. A sopravvivere il loro sorriso, stampato tra le pieghe della bocca e affidato al compagno ideale, quello di mille avventure, sempre pronto ad offrir loro un'altra chance. Il rossetto, bossolo di umori e grumi emotivi, spalmato nelle molteplici e dissonanti nuanze di un amore dipinto da un truccatore senz'anima. E mentre le storie delle vittime si affacciano tra le pagine di cronaca nera e i loro nomi si confondono tra le righe stagne, il rossetto le racconta in una palette di sfumature dal colore della passione e del sopruso. Lipstick scarlatto dall'effetto satinato, a lunga durata, come la speranza di una nuova vita,
che accompagna la giovane Maria ad un appuntamento chiarificatore con l'ex fidanzato. Le aveva dipinte altre volte di quel colore le labbra, per nascondere una relazione violenta e fingere una vita di luminosa allegria. Maria non ha più usato quella gradazione e neanche il rossetto. È stata freddata da 5 colpi di pistola da chi aveva detto di amarla. Per Alexandra un finish perfettamente opaco, dal colore intenso e corposo che protegga la sua bocca, e non solo. Rosso magenta che l'aiuti a non pensare all'uomo sposato qualche anno prima e dal quale aveva deciso di separarsi. Una scelta pagata con una furia cieca. 12 coltellate, di cui una sul collo, quella fatale. Rossetto carminio volumizzante quello di Mayla, per dare animo ad una vita avara di cose belle e camuffare la natura di un marito che, talvolta, sfida la legge per tentata estorsione e, per ultimo, i precetti umani, col massacro a morte della compagna. Sorriso rosso-arancio quello di Violetta, contratto dalla fatica e dall'illusione di trovare nel suo uomo e, forse anche in se stessa, un po' di quel sentimento che l'aveva spinta a lasciare il suo paese natale e mettere su famiglia con una persona la cui passione ardeva, al punto di dare fuoco al suo amore. Rossetto rosa Barbie per rivitalizzare la bellezza di Zenka, ormai svilita dagli insulti, dalle minacce e dalle botte del suo Big Jim, che come un piccolo uomo l'ha tradita a morte, perché non poteva fare a meno di lei. Un colore naturale, una texture vellutata, pronto a ridefinire il sorriso di Ilaria che, un bruto dai connotati umani, ha cercato di spegnere in modo atroce. Lei non è più figlia, ma continua a essere sorella e mamma. Improvvisamente, dalla palezza salta fuori un gloss slavato a illuminare le labbra della giovanissima Alina. Lei, vittima della crudeltà e dell'ingiustizia umana, che dopo 35 anni non è ancora riuscita a sacrificare un omicida allo sconforto collettivo e ai suoi affetti più cari. Buonasera a tutti e benvenuti al concerto di Natale Canta con Coro Manovillonese. Questo video, questo testo è di Roberta Gallo, tardi ve la presenterò, ed è l'ultima lettura che è stata fatta a gennaio durante il primo Canta con Coro Manovillonese. E abbiamo voluto ripartire da dove ce l'abbiamo lasciato, continuare questo filo sottile, questo filo rosso sino ad arrivare a oggi. Anche durante le feste di Natale è giusto ricordare comunque che la violenza sulle donne non deve mai esistere, e abbiamo fatto questo connubio e abbiamo cercato di continuare questo filo. Intanto abbiamo subito il presidente del coro Governance Franco per i saluti, così. Buonasera a tutti, grazie di essere tutti presenti qua. Di iniziare con il concerto. Buonasera a tutti. Continuiamo con i saluti tradizionali. Vieni qua con noi, intanto invitiamo il sindaco, dottor Pasquale Lungo, per due saluti. Prego. Buonasera a tutti e benvenuti ad Orsi. Per prima cosa io faccio i complimenti al Coro Bogues Noas, che è un'associazione che dal 1988
Adossi, operosa, organizza tantissime cose e il concerto di Natale è un appuntamento fisso ormai da molti anni, in particolare negli ultimi anni con questa tematica della violenza contro le donne, che è una piaga che esiste da sempre, diciamo la verità, ma che adesso si sta tematizzando e se ne sta prendendo coscienza in maniera più diffusa ed è giusto continuare a far questo. Io ringrazio il coro, ma ringrazio anche le altre associazioni paesane. A me capita come sindaco spesso di incontrare altri sindaci di altri comuni e badate, avere associazioni è una fortuna, perché ci sono, qui ad Osso certe volte capita che abbiamo un numero di associazioni superiore agli spazi che abbiamo a disposizione, quindi il comune non riesce a dare una sede a tutte le associazioni. Però immaginatevi quella situazione opposta dove invece un comune ha degli spazi che sono vuoti perché mancano le associazioni. Succede anche questo e quindi non bisogna mai dimenticarsene e bisogna, come dire, valorizzare e sostenere le associazioni come cerchiamo noi di fare al massimo. Io stasera sono invitato anche alla squadra del pallavolo, la Smeralda B2, quindi starò qui con voi un'oretta e poi vado anche da loro. Ripeto, siete una cosa preziosa per la comunità, la fate vivere, guai a quella comunità che non ha associazioni, che non ha culturali, sportivi di volontariato, perché poi alla fine si possono avere gli edifici ma restano vuoti e restano senza anima. Grazie ancora al coro. Grazie mille. Dalle due ragazze che erano in nella cabina, grazie per la sindaco. Iniziamo il concerto vero e proprio, quindi invito a venire qua con me il coro Modesto Asseriosi. Il nostro direttore Danilo Migiuri. Passo la parola a te, ci presenterai i brani che andiamo a affrontare. Buonasera. Buonasera, facciamo in fretta perché ci sono gli ospiti. Okay. Noi canteremo 4 brani. 2 brani non hanno nessun bisogno di presentazione perché sono brani della tradizione natalizia sarda, sono Monte Leghero e Subizzini. Volevo invece spendere 2 parole molto rapidamente per i 2 brani che invece sono nostri, sono del coro Boris Noas di Russi. Uno Soscosos de Natale e l'altro è Fizzighetri. Sono entrambi brani scritti su poesie di zio Pietro Murisu, ed è proprio di lui che vi volevo molto rapidamente parlare. Gli addetti ai lavori, quelli che si occupano di poesia congolese, Pietro Murisu lo conosco molto bene. Non so quanto sia invece conosciuto al pubblico. Io per esempio non sono un esperto di poesia congolese. Tanti anni fa venne qui al coro Boris Noas. Io di mestiere sono il violino, che insegno violino. Mi dissero ti va di dirigere un coro sardo, non sapendo di cosa si trattasse. Sono venuto, guardate, ci mettiamo in prova 6 mesi, se ci sopportiamo. Questo l'ho capito nel 1999 e io di musica sarda non sapevo niente. Forse adesso un pochettino di più, non molto, un pochettino di più. Mi ha colpito molto, a me personalmente, la qualità delle poesie congolesi, sia per quanto riguarda la musicalità delle parole, sia per quanto riguarda la profondità dei testi. E mi ha colpito in particolar modo, per quel poco che ho potuto vedere io, proprio la poesia di Pietro Murisu. Io vi consiglio, se avete la possibilità, di cercare e di leggere lavori sui. Stasera noi ve ne presentiamo 2. Uno è Soscosos de Natale, rigoso se composizione caratteristica, c'è il solista che recita le strofe e il coro che risponde, sempre così. Zio Pietro Murisu era un uomo semplice, io ho avuto modo di
conoscerlo quando ormai è molto molto grande, diciamo così, non ho potuto apprezzare fino in fondo la sua umanità, come invece ho potuto apprezzare e comprendere leggendo quello che scriveva. Innanzitutto era un uomo profondamente positivo, era un uomo che ha lavorato tutta la vita, tirato sulla famiglia e i figli, si è fatto la guerra, e tutto quello che capitava nella sua vita, questo a me ha colpito molto, sia gli eventi straordinari, per esempio Fizzighetto, che è dedicato alla nascita del figlio, sia gli eventi curiosi, come per esempio il frutto di una gallina o l'asino che ci guarda in un certo modo. Quando andiamo a lavorare, erano per lui occasione di scrivere poesie. Ho ammirato molto la pacatezza, quella forza giusta e profonda che viene dal mondo contadino. Alle volte la Sardegna è una terra meravigliosa, piena di uomini forti e orgogliosi, qualche volta anche prepotenti, qualche volta anche violenti, diciamoci la verità. Ecco, questo per esempio nelle poesie di Zio Pietro Muresu non c'è. C'è sempre uno sguardo attento, benevolo, ironico, malinconico, ma sempre profondamente rispettoso degli uomini e delle cose. Adesso noi cominciamo con il primo brano, che è Sos Godos de Natale. Mi fa piacere dire che Sos Godos de Natale non l'ho musicato ma l'ha musicato Mario qui. È venuto un giorno e io ho pensato a una melodia e aveva pensato bene, e quindi l'abbiamo messo in musica. E i solisti che cantano sono Francesco Solinas, il presidente, e ci accompagna alla chitarra Vittorio Masala.
lui come padrino che ti accompagni in questa grande famiglia. Sandro Serra. Grazie a tutti i cori ospiti che sono venuti da fuori per allietare e animare questa serata, e non mi rimane che dirvi, mi scuso perché purtroppo stavo venendo da Santa Vittoria perché ho la seconda novena devo lì e quindi non ho potuto iniziare gli impegni istituzionali, per cui auguro a tutti veramente una buonissima serata.
appunto forieri di grandi sorrisi che ogni donna deve portare sul suo volto. Grazie, grazie. Del paese di Seneghe e della Sardegna intera. Una peculiarità del coro rappresentata da Repertorio, quasi interamente autoprodotto. Le musiche sono infatti composte sulla base di testi scritti da due poeti seneghesi, facenti parte anch'esse della formazione corale Monteferro. Intanto vi invito a entrare qua, grazie. Con spunti melodici e armonici che, pur richiamando la bella origine, presentano influenze che vanno oltre le strutture e le armonizzazioni strettamente legate alla sonorità ancestrale del canto a terre. Il maestro del coro è Nicola Piretta. Solo due parole. Finalmente buonasera, siamo riusciti a sentire a Oslo. L'invito sono 7 anni che riuscivamo a metterci d'accordo, quest'anno da settembre abbiamo deciso di venire. Non voglio dilungarmi intanto, lo parlerà il maestro e vi presenterà i pezzi. Vi dico solo buon ascolto. Buonasera a tutti, ovviamente è un piacere per me e per noi essere qui stasera con un concerto che appunto c'è una doppia valenza, oltre il concerto di Natale appunto c'è il tema contro la violenza sulle donne, che è un tema che insomma sempre purtroppo sempre attuale. Qualche tempo fa con un'altra formazione mi sono ritrovato felicemente ad esibirmi per un altro concerto sempre contro la violenza sulle donne. Insomma, il messaggio che mi e ci piace portare, quale, se da una parte è assolutamente sacrosanto ricordare quello che è lo stato delle cose, dall'altra chi come tutti noi che siamo qua insomma non condivide assolutamente, condanna comportamenti e violenze di questo tipo, lo può fare, in particolare chi appunto come i cori, come chi fa arte, lo può fare cantando l'opposto dell'odio, perché alla fine l'odio che in qualche modo sviluppa o fa sì che si sviluppino queste forme di violenza, per cui credo che per quanto ci sia possibile cantare il contrario dell'odio, che è l'amore in tutte le forme possibili e immaginabili, sia comunque nel suo non piccolo una grande forma di, se vogliamo, rivoluzione contro appunto questa violenza. In quest'ottica noi vi presenteremo 4 brani. Il primo, Frocosterie, che in realtà è un brano che ci avvicina piano piano al Natale, per poi andare avanti con un brano dal titolo Ninnia, scritto da testo e musica da Antonio Lotta, che è una ninna nana che lui
dedicò a suo tempo alla madre. Andando avanti vi presenteremo un brano dal titolo S'amore cuore fiore, che racconta una piccola fotografia di quello che succede nella testa e nella vita di un ragazzo quando da innamorato per le prime volte che si incontra, insomma fa festa anche con gli amici, sapendo appunto, sentendosi appunto innamorato. E chiuderemo con Luna, il testo è scritto oggi qui presente, però il testo è scritto da Vincenzo Guarda, un nostro corista, musicato da me, che qui un po' una fotografia di tutto ciò che la Luna, cantata e stracantata e descritta e stradescritta da che ne abbiamo memoria, può fare di buono negli anni delle persone. Sperando di tenervi in buona compagnia per qualche minuto, vi auguro buon ascolto.
Sì. Al Presidente. Grazie mille al coro per il Sì, ci serve. Grazie. Prima di lasciare spazio alla voce arcaica dei tenores, ritorniamo un attimo a quello che è il tema. Canta con coro Marco ritorniamo a parlare di nuovo di violenza. Adesso lo faranno due persone che vi daranno alcuni dati riguardo la violenza di genere sino ad arrivare al femminicidio.
discriminazione della violenza contro le donne definisce la violenza di genere come ogni atto di violenza fondata sul genere che provoca un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica verso le donne, incluse minacce, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà. Nell'articolo 2 della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, ovvero la cosiddetta Convenzione di Istanbul del 2011, rientrano la violenza di genere anche la violenza psicologica, lo stalking, la violenza fisica, la violenza sessuale, compreso lo stupro, il matrimonio forzato, le mutilazioni genitali femminili, l'aborto, la sterilizzazione forzata e le molestie sessuali che si verificano all'interno della famiglia, nel nucleo familiare con gli attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore della violenza condivida o abbia condiviso la stessa residenza della vittima, fino ad arrivare al femminicidio. Il femminicidio è l'esito estremo della violenza di genere che conduce all'uccisione della donna. Il termine esprime non tanto il genere della vittima, quanto il movente che sta alla base dell'omicidio, movente legato al genere. L'uccisione di una donna, infatti, non è di per sé definibile come femminicidio, è semplicemente l'omicidio di una donna. Viene invece definito femminicidio quando alla base dell'atto si riscontra un movente connesso alla violenza di genere. Gli obiettivi principali della Convenzione di Istanbul sono proteggere le donne da ogni forma di violenza, prevenire, perseguire ed eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica, contribuire ad eliminare ogni forma di discriminazione contro le donne e promuovere la concreta parità tra i sessi, rafforzando l'autonomia e l'autodeterminazione delle donne, predisporre al quadro globale politiche e misure di protezione e di assistenza a favore di tutte le vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica, promuovere la cooperazione internazionale al fine di eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica, sostenere e assistere le organizzazioni e autorità incaricate dall'applicazione della legge in modo che possano collaborare efficacemente al fine di adottare un approccio integrato per l'eliminazione della violenza contro le donne e la violenza domestica. Nel 2018 in Sardegna 102 persone si sono rivolte al centro di vittimologia EAU di Sassari. Il 92% è rappresentato da persone che hanno subito violenza interpersonale all'interno di una relazione affettiva o intima, tra cui anche la violenza domestica. Durante la pandemia inizialmente le richieste di aiuto sono diminuite notevolmente, forse perché le donne rimanevano a casa e non avevano la possibilità di avere contatti all'esterno e dovevano convivere con l'artefice del maltrattamento. Nel settembre del 2020 le richieste infatti sono aumentate del 70% rispetto all'anno precedente. La prefetta Graziana Fauci afferma che nel 2023 ci sono state diverse denunce per violenza di genere, fra le quali 87 per atti persecutori, 130 per maltrattamenti in famiglia, 43 per violenze sessuali e 5 per atti sessuali con i minorenni. La maggior parte delle donne di Sassari denunciano violenza psicologica, seguita da quella fisica e poi economica. Nel 64% dei casi l'autore della violenza è il partner, nel 13% è l'ex partner. Il 37% delle vittime sono coniugate, il 20% conviventi, il 29% separate. Secondo i dati del Ministero dell'Interno, invece, nel 2023 sono state 118 le donne uccise dall'inizio dell'anno. Di queste 96 in ambito familiare o affettivo. Dal 1 gennaio al 28 maggio 2023, secondo un report della RAI, in Italia sono stati registrati 129 omicidi. Le vittime donne sono 45 e 37 di loro sono state uccise in ambito familiare. Serena Felici nel 2023 afferma che le richieste di aiuto e intervento per episodi di violenza domestica o di genere sono state 13.793 e solo nell'1,5% dei casi l'autore di violenza era sconosciuto alla vittima. Afferma inoltre che numerosi casi riguardano minori equamente divisi fra i due sessi, 51,1% femmine e 48,7% maschi, e nella maggior parte dei casi si tratta di bambini con età inferiore ai 10 anni. Paola Rosa Adragna afferma che sono 101 le donne uccise dal 1 gennaio 2024 al 25 novembre, giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Un numero purtroppo
non sono solo numeri. 101 sono le vittime di mariti, figli, ex compagni, cognati, ma anche di madri, figlie e sconosciuti. 101 sono i nomi, i volti, le storie. Ricordarli che è l'unico modo che abbiamo per prendere coscienza e fare della lotta alla violenza il pilastro di ogni azione. Perché ogni donna possa crescere libera di vestirsi come preferisce, amare chi amare, lasciare, lavorare, essere o non essere madre, e possa non avere paura. Ok, andiamo avanti con il concerto. I prossimi ospiti che andiamo a presentarvi sono noti anche come Coro a Tenores Cultura Popolare di Neoneli. Sono un gruppo di canto a tenore di Neoneli, piccolo comune della provincia di Sassari. Nato nel settembre del 1976 per iniziativa dello storico fondatore Tonino Cau per promuovere e tramandare la lingua sarda all'Ogudoresa. Facciamogli un grandissimo applauso ai tenori di Neoneli. Comunque buonasera a tutti, siamo lieti di tornare qua dopo 49 anni. Dall'85 e quindi è come se fosse una prima volta. Vi dedichiamo tre canzoni, sono Saludos, Paroles e poi un terzo brano che vi presenteremo al momento punto. Un sunto tu es la serena vicina.
Gloria
applauso, di complimento a chi ha immaginato all'interno del campo suo dei gol o su loro e del suo tutte le definizioni immaginate, ma con il finale, ma non di gol, perché è una cosa che deve far pensare a te. Personalmente ci ha colpito molto. Non per altro dedichiamo al mondo femminile l'ultima canzone che si chiama Amore e Amore. È un canto di emigrazione, ma è un canto profondamente imperniato nel sentimento dell'amore. Una coppia che vive separata dalla lontananza, perché lui lavora solo dalla Sardegna, lei lo aspetta, costruisce una famiglia e vivere sereni. Sereni e felici come noi vi auguriamo di essere delle cose, delle festività delle vostre care famiglie
infinitamente grato per aver accettato il nostro invito, per aver cantato, per averci fatto sentire i vostri suoni. Anche per voi un ricordo consegnato da Francesca e Gloria. Grazie mille, il tenore Signorelli. Vedi intanto che ci sono le ragazze dell'USE che si stanno preparando. Noi nel mentre facciamo un'altra lettura. Questa volta toccherà a Ersia dare voce a Michela Muccia. Non fai farti una risata, non hai senso dell'umorismo, non capisci che è un complimento, ti lamenti perché dicono che sei bella? Allora hai qualcosa che non va. Dovresti essere contenta se attiri il desiderio e l'ammirazione. Non è per questo che ti compri i vestiti, vai dal parrucchiere e ti trucchi. Non è lo sguardo maschile che cerchi. Se non ci fosse, ti dispiacerebbe. E quando non ci sarà più, cioè quando sarai uscita dal radar anagrafico estetico, che ti identifica come oggetto del desiderio, vedrai che ti mancherà, o se ti mancherà. Dietro queste frasi c'è la convinzione che le donne vivano avendo come obiettivo l'essere desiderate dagli uomini e che siano in fondo loro stesse a chiedere di essere validate come sessualmente attraenti. Volere e potere, dice il proverbio, ma alle donne si lascia credere che il loro potere sia invece quello di essere volute. E questo è un inganno. Desiderare ti rende soggetto attivo e ti educa a scegliere invece che essere scelta. Chi desidera comanda. Dire sempre desiderarmi e mai io desidero si condanna a esistere solo come conseguenza dello sguardo di altri. Tratto da Stai zitta di Michela Muccia. Grazie mille per questa bellissima e profonda lettura. Grazie alle ragazze della FIDAPPA. Le incontreremo dopo. Adesso torniamo al canto. La formazione femminile nasce a Orosei nel 2009 e si costituisce come associazione culturale nel 2011. Sì, dal principio sotto la direzione del maestro Daniela Contu, il coro femminile Urisè. Il loro repertorio è costituito da brani sia sacri che profani, attinge alla loro tradizione culturale ed è per lo più eseguita a cappella. La loro attività le ha condotte anche oltre i confini nazionali, in Spagna nel 2017 e in Francia nel 2019. Hanno un bellissimo curriculum nonostante siano giovanissime. Sì, sono giovani. Per esempio hanno preso parte a importanti manifestazioni con il tema
condivisione. La Presidente Maria Teresa Farris, eccola qua, vi lascio la parola alla Presidente. Buonasera a tutti, siamo molto felici di essere qui e vi ringraziamo davvero tanto per l'invito, per questo messaggio importantissimo. Non vi dilungo perché avete già detto tutto voi. Vi presento il primo brano, Ninna Nanna, è un dolcissimo canto del maestro Tonino Puddu che ci chiama a collare con tenerezza a tutti i bambini del mondo. Un'amorevole Ninna Nanna che ogni madre vorrebbe cantare proprio al proprio bambino. Solista Mary Masala.
adesso canteremo una canzone alla quale siamo molto affezionate e che eseguiremo sempre con grande piacere, perché le parole evocano paesaggi arcani e malinconici, descrivendo l'inverno come un vecchio e triste canto. Ieri, il testo che risale al 1904, scusate, dal poeta desulese Antioco Giuseppe Casula, noto come Montanaro, uno dei più importanti poeti di lingua sarda ludorese. Il brano è stato musicato da Alessandro Cante. Il bianco inverno arriva carico di nuvole nere, restano solo i curvi a cantare la tristezza che il vecchio porta con sé. Supone Sastore, una delle più belle melodie del maestro Tonino Cuto, che di questo brano ha firmato le struggenti parole e la delicata armonia. Canta di un amore che non dà pace, del desiderio di ricongiungersi all'amante, che una morte precoce ha portato via troppo presto. È arrivata l'ora in cui canta il giorno, il pensiero mi prende e mi pesa sul cuore. Ma se potessi volare, neanche la forza del vento potrebbe fermarmi. Come pastore, con volo su in alto, seguirei il cielo in immagine. Solista Gianna Corso. Sure.
infine, l'altro brano, vi salutiamo appunto con Ave Maria di Suo Rosario, brano mutuato dalla tradizione delle confraternite ancora oggi attive nel nostro paese, nello specifico la confraternita della Chiesa del Rosario, come suggerisce lo stesso titolo. È un brano tradizionalmente eseguito da voci maschili che abbiamo provato a rendere nostro. Il testo ricalca quello della preghiera dell'Ave Maria, solista Alessandra. bellissimo questo abito che indossate stasera e anche per voi abbiamo un ricordo della serata alla Presidente e io consegno la rosa invece alla maestra.
Stiamo terminando la serata, siamo agli sgoccioli. Le ragazze della Filappa, volevamo ringraziarvi anche noi. Roberta, vieni qua. Ormai ci siamo affezionati al maestro Nicola Pietta. Comunque, sapete, stasera abbiamo pregato tutti i lavori, bellissimo, grazie. Vedi se qualcuno che canta, prega 2 volte, e anche per voi un piccolo pensiero. Intanto, prima di far entrare i Joyful Soul, volevo ringraziare il comune di Ossi, la regione autonoma della Sardegna, la parrocchia San Bartolomeo Apostolo per averci ospitato qua stasera. Intanto andiamo a presentare l'ultimo, come si può, ensemble. Cosa ho studiato? Joyful Soul è un ensemble costituito da 25 elementi tra coristi e musicisti appassionati del canto pop, del gospel di matrice afroamericana e più in generale della world music. Nato nel 2016, si fa promotore dopo qualche anno del progetto denominato It's Alright, che dà il titolo del prodotto in collaborazione della corale Vivaldi di Sassari, che vede le 2 ensemble impegnati nell'esecuzione degli arrangiamenti originali di brani tradizionali e internazionali. Intanto vi invito ad entrare, così si schierano e si preparano. Il coro svolge un'intensa attività e ha partecipato nel corso degli anni a numerosi concerti e rassegne, oltre che a diverse manifestazioni, riscuotendo sempre positivi riscontri di pubblico. Tra le loro varie attività abbiamo concerti di beneficenza nella rassegna Joyful and Friends, il concerto Joyful for Peace a favore della comunità ucraina residente a Sassari e l'iniziativa It's Alright destinata all'acquisto di medicinali ed elettrodomestici per gli anziani ospitati nella Casa della Divina Provvidenza di Sassari. Nel giugno del 2023, sempre nell'ambito della rassegna Joyful and Friends, lo spettacolo Joyful Soul for Children ha destinato l'intero ricavato a sostegno della comunità per i minori, il Sogno Salesiani San Giorgio Sassari. Dalla sua fondazione il coro è stato diretto dal maestro Daniele Manca e dal 1° ottobre del 2024 il coro è diretto dal maestro Nicola Piretta. Il presidente invece è Maria Rita Soppo. Lasciamo la parola a te. Lasciamo la parola al maestro. A te. Ciao, buonasera. Sì, sarò brevissimo, però c'è un però sul fatto che vedete qui i Joyful in questo momento della serata, perché scommetto che non c'è neanche uno di voi che in questo momento abbia accanto. Vero? Chi più chi meno siamo su ipotermia avanti. Ok? Quindi noi faremo una cosa. Adesso introdurremo il nostro intervento con un brano che in realtà non ha bisogno di presentazioni perché risponde al titolo di Amazing Grace, ma vi assicuriamo, anzi noi vi assicuriamo che i 3 brani a seguire saranno, diciamo così, ben più movimentati e se voi vorrete, secondo me vorrete, anche perché il clima vi obbligherà a volerlo, chiuderemo la serata tutti assieme e secondo me un paio di clavi in più li percepiremo a fine intervento. Per adesso buon ascolto con Amazing Grace.
quindi nei brani a seguire, a partire dal prossimo, dal titolo Jesus, What a Wonderful Child, come vedrete, ad un certo punto, anzi ho cambiato le sue idee, lo fate partire voi questo brano, non è una richiesta, non è una domanda, è un ordine in questo momento. Vi chiedo un ordine, nel senso buono naturalmente. Questo lo sappiamo fare più o meno tutti, giusto? Ok. Cominciamo a scaldare, cioè dobbiamo scaldare il corpo, no? Però vi ricordate, quando si fa l'escaldamento piano piano, non subito, non tutto subito, altrimenti ci facciamo male. Iniziamo da dita, no? Ok. Dovete fare questo. Io adesso mi giro di spalle, devo suonare, devo dirigere, ma vi sento. Quindi, per favore, continuate, questa è la base di Jesus, What a Wonderful Child.
Ok. Come va? Ci sta sballando un attimino? Molto bene, perché adesso in maniera un pochino più presente cominceremo ad utilizzare il battito delle mani, ok? E lo faremo con un brano la cui lingua ci basti sapere, anche perché non ce lo ricordiamo praticamente mai, che è una delle N lingue che vengono parlate in Africa, ok? Congo può essere? Congo. Chissà che domani non sia Niger. Comunque il titolo è Akeko e qui abbiamo iniziato bene, con Jesus abbiamo iniziato bene, avete schioccato bene le dita, adesso qui dobbiamo cominciare a stare un pochino più presenti col battito delle mani. Come al solito, l'unica cosa che dovete fare, se vorrete, è seguire quello che questi gioifulini faranno con le mani. Buon ascolto, anzi, buona suonata tutti assieme. Akeko,
Siamo arrivati alla conclusione del nostro intervento qui. Ora lo facciamo, anzi lo faremo unendo il riscaldamento che abbiamo fatto finora con le mani, e poi oltre a usare le mani useremo tutti la voce con una piccolissima lezioncina di canto che la nostra Natascia vi farà. Siamo strasicuri che quello che andremo a cantare assieme lo canteremo veramente tutti assieme. Allora, io normalmente mi prendo una parte, mi prendo la sinistra e non sono normalmente aiutata da Mauro che oggi non c'è, che si prende la destra. Oggi mi prendo tutto, giusto per strafare. Dovete rispondere a quello che io canto, non c'è bisogno di presentazione perché la canzone è talmente famosa che conosciamo tutti, l'abbiamo cantata tutti, almeno una volta. Oh, happy day.
gli sponsor